Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione di questa quinta giornata del campionato di eccellenza. Abbiamo qui con noi naturalmente mister Renzo Miolli. Allora mister, domenica arriva la Liventina, pari punti con noi e questa è una delle partite lo stesso decisive come tutte le altre. Altra partita sarà San Donato Gorizia, però noi guardiamo al Mecchia. Certamente, tutte le partite sono difficilissime, lo dimostrano i risultati che ci sono stati domenica. Io per il momento mi limito solo a guardare la partita nostra con la Liventina e non mi preoccupo delle altre partite, perché prima di tutto noi dobbiamo guardare in casa nostra, cercare di dare il massimo. Abbiamo avuto un periodo non tanto buono, con la vittoria di domenica qualcosa è cambiato, però non è che ne siamo usciti completamente, dobbiamo renderci conto che anche domenica ci sarà una battaglia, ci sarà una guerra da fare per cercare di incamerare questi 3 punti che penso che se riusciamo a farli ci rilanceranno alla grande per il finale di questo campionato. Allora sicuramente la squadra è al completo, abbiamo qualcuno in infermeria, mister? No, diciamo che la squadra è abbastanza al completo, a parte che non avrei problemi neanche lo stesso, perché con l'abbondanza che c'è, anzi sono in difficoltà a mandare gente in tribuna e in panchina. C'è stata qualche defezione durante la settimana, ma per qualche piccolo acciacco ha avuto un po' Pisani, un po' Zamuner, Bravin, qualche acciacco, però sono quasi tutti recuperabili. Adesso aspettiamo l'allenamento di stasera, poi ne parliamo anche un attimino con lo staff, il staff medico, e vediamo di recuperarli tutti quanti. E qualche novità anche sul modulo? Continuiamo con questo pseudo 4-4-2, cosa hai in mente per domenica? Ma diciamo che abbiamo già cambiato domenica e voi lo avete visto un 4-4-2, però se si vedeva meglio magari in certi tratti della partita la squadra girava, ruotava e diventava un 4-3-1-2. È chiaro che la partenza presumo che sia quella di domenica, perché poi una squadra non è che può cambiare ogni settimana il modulo, perché poi vai a perdere certezze, vai a perdere un attimino anche certi criteri di uscita quando c'è andare a pressare la palla, o certi criteri quando dobbiamo andare ad attaccare. Allora lasciamo il mister all'allenamento e in bocca al lupo per domenica. Ci rivediamo sulla nostra pagina Facebook in diretta per il live streaming di Portogruaro Liventina. Grazie mister. Vi ringrazio a voi, salve e arrivederci. E dopo mister Miolli abbiamo i 2 portieri del Portogruaro Calcio, insieme naturalmente a Mason. Abbiamo alla mia sinistra Nicolò Bravin, alla mia destra invece c'è Andrea Bavena. Bravin è stato titolare per le prime 3 partite, Andrea invece è sceso in campo a Spinea per questo importantissimo successo. Io inizierei con Andrea, sicuramente più esperto. Andrea, hai saltato le prime partite, ma adesso diciamo hai messo del tuo anche nella vittoria di Spinea e probabilmente domenica ti rivedremo tra i pali del Mecchia. Ma il mio compito è quello di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Le prime 3 partite il mister ha deciso di far giocare Nick, dopo ha deciso di cambiare. Niente, il nostro compito è quello di farci trovare pronti per il bene del Portogruaro e speriamo insomma di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, cercare di toglierci soddisfazioni. Anche per un discorso di giocatori fuori quota e qualche accorgimento diverso tattico che aveva portato anche il mister Di Agostini all'inizio, Nicolò, tu hai esordito queste prime 3 partite, come ti sei trovato in questa nuova esperienza? Ma inizialmente c'è sempre la paura, c'è l'esordio, sì, non è mai facile, però un po' alla volta acquisisci fiducia e dopo anche i compagni sono stati di grande aiuto in questa iniziazione. Come stai? Perché sappiamo che hai qualche problemino. Purtroppo non benissimo, speriamo di recuperare presto, ma non la vedo bene ancora. E quindi adesso con l'augurio ai nostri 2 portieroni di giocarcela anche questa domenica. Andrea, Liventina la conosci già, sicuramente l'hai già affrontata anche in passato, una delle tante squadre difficoltose di questo mini torneo di eccellenza. Sì, diciamo che prendiamo la presupposto che questo campionato non dà niente per scontato, questo mini campionato. Abbiamo visto anche i risultati di domenica, uno può dire sono sorprendenti, però ogni partita è come se fosse una finale. Quindi intanto pensiamo alla Liventina, cerchiamo di far bene e dopo pensiamo partita per partita e insomma l'importante, noi sappiamo il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta.
E chiudiamo questo venerdì con naturalmente Andrea Mason, l'altro portierone del Portoruaro, e i nostri preparatori dei portieri, quindi Bertoni e Val. Allora, intanto Andrea, tu ancora non hai avuto modo di scendere in campo, però abbiamo appena sentito anche i tuoi altri due compagni, siete tutti e tre carichi, tutti e tre pronti. Penso che Bravin forse avrà un po' di difficoltà questa domenica. Ma intanto speriamo che recuperi dal punto di vista fisico, che è quella cosa più importante. Poi siamo in tanti portieri, anche tanti ragazzi, quindi siamo tutti a disposizione della squadra. Bene, Bertoni invece e Val, voi avete tre portieri da allenare e settimanalmente li vedete sempre pronti. Dopo è evidente che domenica uno giocoforza deve rimanere fuori, ma sono tutti e tre pronti, tutti e tre validi. Sì, diciamo che la nostra fortuna è di lavorare con tre portieri di livello altissimo e per allenarli dobbiamo essere al massimo anche noi, perché giustamente questi sono ragazzi che devono allenarsi al massimo. Sono contento perché effettivamente tutti e tre ci stanno dando delle grosse soddisfazioni, sono tutti e tre dei titolari dal mio punto di vista, quindi è difficile ogni domenica fare una scelta, è molto difficile. È difficile tra i pali, è difficile anche per il mister selezionare naturalmente i giocatori. Andrea, per quello che riguarda anche magari così l'aspetto un po' del prossimo futuro, perché adesso inizieranno dei camp con i giovani, avremo comunque la preparazione, i portieri non si fermano mai. Tu mi hai raccontato che tu al massimo davi giugno, metà luglio e dopo si ricomincia. Io di solito luglio e basta do come fermo, quindi a giugno continuerò con il settore giovanile appena avrò finito qui in prima squadra. Dei portieri della prima squadra non parlo, perché quello che ha detto Davide è assolutamente quello che penso anch'io, che siamo fortunati ad avere tre ragazzi così. Il settore giovanile andrà avanti tutto a giugno, quindi bene, si va avanti. Anche per le giovani promesse del calcio portuale, in particolare dei portieri. Ragazzi, vi lascio l'allenamento, grazie e in bocca al lupo per domenica. Viva il lupo, grazie. Ciao, grazie.